pomeriggio al campo di rugby di Silea per l'addio al 25enne morto nel sonno in casa. Il feretro portato dai compagni di squadra che hanno intonato l'inno della società. Ora che hai passato la palla, ogni meta sarà per te. Il ricordo commosso. Attesa per la data dei funerali invece del 17enne di Tezze sul Brenta stroncato dalla meningite. La mamma: grazie Tommy per quello che ci hai dato, ti sentiamo in ogni momento. Oggi intanto l'USO 2 ha invitato alla vaccinazione contro il meningococco B22. Tra compagni e staff tecnico della squadra di basket di Riese Pio X si sono presentati in 11. Fallito anche l'ultimo tentativo di incontro con la regione. I medici di famiglia della FIMG proclamano lo stato di agitazione. L'attacco si va verso la sanità privata anche nella medicina territoriale. Tavolo sull'emergenza idrica oggi a Roma. Si va verso un decreto del governo, la nomina del supercommissario Coldiretti. La siccità ha costretto gli agricoltori a cambiare tempi e quantità del seminato. Chiama un numero trovato in un annuncio per poter incontrare una prostituta. Cade in una trappola la vittima, un 55enne residente a Paese. Amministrativi a Treviso, la sede elettorale del candidato del centro-sinistra apre a poca distanza da Cassugana. E all'invito del terzo polo Denardi rilancia: appoggiarvi, venite voi con me. Arriva la Coppa del Re su Telenord-Est, emittente del gruppo Media Nord-Est. Questa sera alle 21 la partita Osasuna Athletic Bilbao. Domani l'appuntamento con il grande classico Real Madrid-Barcellona. Ben ritrovati, buonasera TG Treviso. In apertura andiamo alle immagini dell'ultimo saluto, l'ultimo viaggio di Alberto, il rugbista morto nel sonno in 500. Erano presenti oggi per salutarlo compagni di squadra che hanno cantato l'inno della società e portato il feretro. Vediamo le immagini. Tra due ali di folla nel campo sportivo del Silea Rugby, i compagni di squadra hanno portato a spalla il feretro di Alberto Chatail, dove è stato celebrato il funerale con rito laico. Centinaia, gli amici, studenti, la band con cui suonava, colleghi di lavoro e compagni di gioco a voler salutare per un'ultima volta Alberto. Qui in questo campo, oltre a giocare, allenava gli scoiattoli. Questa per lui era una seconda famiglia. Presenti alla cerimonia i genitori Rita e Frédéric. Il papà ha parlato in italiano e francese per rendere comprensibile i dialoghi ai parenti venuti da Marsiglia, sua città d'origine, che Alberto frequentava e amava. Non possiamo abbracciarvi uno per uno. Vorremmo tantissimo, ma in battaglie impossibili. Allora facciamo così. Ogni volta che ci vedrete in giro, qua ai campi, a Treviso, a Silea, a Jesolo, alla Ciotat, chissà dove, venite verso di noi e dite: per Alberto io c'ero, e ci abbracceremo. Un bacio a tutti. Emozione e cordoglio anche per il sindaco Rossella Cendron. La morte improvvisa e dolorosa di vostro figlio è un lutto che causa uno sconfinato dolore. Grazie Alberto, grazie per tutto quello che hai regalato alla nostra comunità. Ciao Alberto. Stretti, ognuno vicino all'altro come in mischia, i compagni di squadra hanno preso la parola. Ti ricordiamo per la tua ultima meta che ci hai dedicato. Ora che hai passato la palla, ogni meta che faremo noi sarà per te. Grazie di tutto, Cetti. Anche i piccoli che allenava hanno parlato. Promettici solo una cosa, che ovunque ti trovi adesso farai sempre il tifo per noi, come avresti fatto se fossi ancora qua. Ti vogliamo bene e ci mancherai tanto, i tuoi scoiattoli. Di tempo ne è passato! Di tempo ne è passato! E siamo ancora qua! E siamo ancora qua! E oggi come allora? E oggi come allora? Tifo la mia città! Tifo la mia città! Un altro lutto improvviso, il 17enne che ha perso la vita a causa della meningite. Oggi siamo riusciti ad incontrare la sua mamma. La data dei funerali ancora non è stata fissata. Ci sentiamo circondati dall'affetto di tutti e dobbiamo solo ringraziare questa forza che tutti ci infondono attraverso i messaggi social, e quindi siamo orgogliosi di Tommaso prima di tutto e poi di quello che sta facendo. Anche se lui non c'è più, lo sentiamo ogni secondo qua vicino a noi, e quindi siamo supportati da questa presenza che sentiamo ogni istante.
Tommaso Fabris in questi giorni è entrato davvero nel cuore di tutti. Il suo sorriso, il suo animo buono, l'affetto per la famiglia e gli amici, il suo amore per il basket, tutto questo è Tommy estratto di energia, di voglia di vivere, di determinazione, di forza. Ma tutto questo non è bastato per sconfiggere la malattia, quel maledetto meningococco che l'ha strappato troppo presto ai suoi familiari e agli amici. Tommaso ha lottato con tutte le sue forze fino alla fine. Al suo fianco la mamma Emanuela, il papà Christian, il fratello Alessio. Fuori le veglie di preghiera e la speranza di rivederlo sotto canestro, a fare ancora tanti punti. Già, il canestro, la sua passione, dentro un palazzetto oppure nel cortile di casa, immancabile il basket nelle sue giornate. Ora il giovane cestista vivrà in altre 5 persone. Gli organi sono stati espiantati nel corso della notte all'ospedale di Bassano da diverse equipe di chirurghi. Insieme con il fratello e il papà abbiamo deciso che la sua volontà sarebbe stata quella di poter donare quello che a lui non serviva più. Lui stesso avrebbe deciso, avrebbe fatto questa scelta e quindi noi siamo solo portavoci della sua volontà, non è la volontà nostra, ma siamo certi che è la sua volontà e non nostra. Tommaso ha fatto canestro nel cuore di tutti. Il suo amore in questi giorni si è propagato a macchia d'olio. Sono innumerevoli le testimonianze di affetto che giungono alla famiglia in queste ore. È un abbraccio senza fine, quello di Tommy, un abbraccio che non finirà mai. Tommaso è il nostro Tommy, di cui dobbiamo dire non forza Tommy, ma grazie Tommy adesso, perché è lui che ci sostiene in questo momento così triste e così delicato, con la sua solita, col suo solito modo di fare un po' non invadente ma umilmente, ci sembra di vedere il suo sorriso il suo sguardo così amichevole in ogni situazione. Quindi grazie Tommy, grazie, siamo orgogliosi di te, di quello che ci hai fatto e quello che ci hai donato in questi purtroppo pochi anni. Oggi lo SDUE della Marca Trevigiana ha invitato alla vaccinazione contro il meningococco B i 22 compagni e staff tecnico della squadra di basket nel The Team Riese Pio X, nella quale giocava Tommaso Fabris. 2 sono andati a vaccinarsi presso Altra ULS, degli altri ad oggi si sono presentati in 11, tutti i contatti del giovane atleta. Attualmente 265 persone sono stati comunque fin da subito sottoposti a profilassi. Parliamo di sanità, è fallito anche l'ultimo tentativo di incontro con la Regione. I medici di famiglia generale aderenti alla FIMG proclamano da oggi lo stato di agitazione. Si va verso la sanità privata anche nella medicina territoriale. Hanno spiegato il rischio è che alcuni territori restino senza assistenza. Abbiamo provato di tutto come FIMG, responsabilmente e con molta pazienza, di interloquire con la Regione. Ieri abbiamo avuto un incontro su nostra richiesta con l'assessore, abbiamo capito che abbiamo fatto pochi passi avanti. È muro contro muro tra Regione e i medici di famiglia aderenti alla FIMG, il 70% dei circa 3.000 professionisti veneti che dopo l'ennesimo nulla di fatto hanno deciso di passare all'azione. Ci si è promessi di ritrovarsi all'ennesimo tavolo tecnico per l'ennesimo documento. Ecco, questo gioco al massacro noi non ci siamo più e quindi ecco perché lo stato d'agitazione che parte da oggi e che presume un'interruzione dei rapporti con la Regione e con le aziende sociosanitarie. Vogliono spiegare cosa accade a sindaci e cittadini. Non si parla ancora di sciopero per responsabilità nei confronti dei pazienti. Il rischio è la privatizzazione della sanità veneta. Dove si infilano tutti i soggetti privati, societari, società finanziarie, cooperative più o meno, associazioni, dove non c'è la gestione della sanità e il controllo di qualità anche di questi soggetti, c'è un mercato che è il contrario ovviamente della qualità e dell'appropriatezza. E
Sembra che questa sia una volontà regionale, perché tutti questi soggetti hanno campo libero, non hanno condizionamenti, non hanno controlli, offrono prestazioni anche surrogate che scimmiottano un po' la medicina generale. Tra i problemi la mancanza di medici di medicina generale. In Veneto, dati FIMG, sono stati banditi a concorso 701 posti, 377 sono quelli ancora vacanti, con punte del 76% nel bellunese. C'è questo grosso problema che riguarda un po' tutte le province, ma è particolarmente evidente in quella di Belluno, che sappiamo essere una provincia molto vasta, con popolazione sparsa, con la necessità che il medico di famiglia debba avere più ambulatori. 8.300.000 le prestazioni offerte ai pazienti nel 2022 solo nella provincia di Padova, ambulatori che non sono mai rimasti chiusi neppure in piena pandemia, con i medici che rivendicano l'appropriatezza delle loro prescrizioni, per cui ricevono un premio dalle ULSS a obiettivi raggiunti. Ci vengono anche retribuiti questi obiettivi, per cui non si capisce qual è la verità dentro questa situazione, perché o da una parte siamo inappropriati e altrettanto impropriamente la Regione attraverso le aziende ci riconosce dei soldi, oppure significa che non è vero che siamo inappropriati. E se i pazienti sono costretti a rivolgersi ai privati per accorciare il tempo, Codacons alza il tiro sul piede di guerra e dice le ASL rimborsino i pazienti. Una battaglia legale, una sorta di class action sulle liste d'attesa. È un modulo per chiedere che le ASL venete rimborsino le spese sostenute rivolgendosi al privato anziché al pubblico, perché i tempi sono biblici. L'iniziativa è quella lanciata da Codacons Veneto assieme all'associazione Articolo 32, specializzata nella tutela del diritto alla salute. La piaga non è solo veneta. I dati forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato mostrano come in Italia la spesa sostenuta per prestazioni sanitarie private è passata dai 28,13 miliardi di euro nel 2016 ai 37,16 miliardi nel 2021, con una crescita del 32%. E chi non può permettersi di eseguire visite e interventi presso strutture private è costretto ad attendere i tempi infiniti della sanità pubblica, rischiando di veder peggiorare le proprie condizioni con ripercussioni anche gravi sul fronte della salute. In Veneto, dati Istat del 2021, quasi il 10% delle persone che avevano bisogno di visite specialistiche o esami ha dichiarato di aver rinunciato per problemi economici o legati alle difficoltà di accesso al servizio. Chi non può attendere mesi per gli esami è di fatto costretto a rivolgersi altrove. Un inadempimento intollerabile per Codacons. Per questo è necessario che le aziende sanitarie rimborsino i costi sostenuti. Il modulo è disponibile nel sito dell'associazione. Si fa strada anche un'ipotesi di liquidazione. Stiamo parlando della Tessitura Monti, storica azienda di Macerata sul Piave, in amministrazione straordinaria prossima alla scadenza. Le manifestazioni di interesse all'acquisizione di un ramo d'azienda fino ad oggi sono giunte da una società svizzera che si farebbe però carico di appena 70 dipendenti sui 160 in organico. La trattativa, pur formalmente ancora aperta, non esclude una parallela domanda di liquidazione al Tribunale che, in base alle informazioni dei sindacati, il commissario avrebbe intenzione di presentare. È un duro colpo per l'occupazione del territorio e per le famiglie. Ci auguriamo, dichiarano i segretari sindacali di categoria CGIL e CISL-UIL, che almeno l'acquisizione del ramo d'azienda vada in porto, così da mantenere più posti di lavoro possibile. Il tavolo sull'emergenza idrica, la siccità continua ad essere un problema enorme. Oggi il tavolo a Roma, ne è uscita la decisione di fare un nuovo decreto legge, un supercommissario ed una cabina di regia. Dopo il Covid e la siccità, la vera nuova emergenza, il governo, impegnato oggi in un tavolo straordinario, ha annunciato un decreto legge che istituirà un commissario, la creazione di una cabina di regia e la semplificazione delle procedure per attuare i primi interventi. 8 miliardi sul piatto, soldi, ha ribadito il ministro Lollobrigida, che erano già a disposizione ma che la burocrazia ha impedito fino ad ora di spendere, da qui la necessità di semplificare. Secondo Coldiretti sono circa 300.000 le imprese agricole che si trovano nelle aree più colpite dall'emergenza. L'associazione in Veneto ha annunciato una prima contrazione dei terreni destinati all'agricoltura. Ma la grossa preoccupazione, se non dovesse cambiare, è diminuzione di terreni destinati alla barbabietola, diminuzione di altri appezzamenti destinati all'orticoltura, che richiede molta energia e molte spese per riuscire a farlo. Dalla provincia di Padova alla Marca Trevigiana Monastier, gli agricoltori si sono già adattati rivoluzionando tempi e quantità delle semine. O magari si è aumentato il frumento, si è
leggermente diminuita la superficie, anzi si è diminuita la superficie destinata a mais, ci si adatta, ecco, questi fenomeni ci sono sempre stati e quindi il rischio noi lo consideriamo. Il problema è la frequenza con cui questi fenomeni si stanno verificando negli ultimi anni. Il primo schiaffo per gli agricoltori, la siccità del 2021. Bene, la cabina di regia per Coldiretti per arginare il rischio che la strategia non si trasformi in una guerra tra regioni. Ci vuole una regia che riesca a coordinare e che non ci sia la guerra fra le regioni, e quindi questo è un primo passo doveroso e utile. Non essendoci una competenza a livello nazionale sulla gestione dell'acqua, potrebbero alcune regioni decidere di tenersela per i giusti motivi che alcune regioni avrebbero. Olimpiadi Milano Cortina 2026, l'ipotesi di ospitare le gare di pattinaggio nel velodromo di Spresiano. Vediamo. Penso che sia una notizia fantastica, non solo per il territorio di Spresiano, ma credo per tutta la Marca trevigiana. È raggiante il sindaco Marco Della Pietra alla sola ipotesi che il costruendo velodromo di Spresiano possa essere preso in considerazione per ospitare il pattinaggio nelle Olimpiadi Milano Cortina dopo la rinuncia di Baselga d'Epinè in Trentino. La proposta del Veneto al CONI, come precisato dal presidente Zaia, sarà quella di adattare temporaneamente il velodromo di Spresiano a pista di pattinaggio, con diversi vantaggi, prima di tutto finanziari, spiega il sindaco. Inaugurato nel 2018, il cantiere del velodromo è fermo dall'anno successivo per la crisi dell'impresa costruttrice, ma ora con Federciclismo il progetto è stato rimodulato e rifinanziato. Già per il velodromo ci sono circa 25 milioni sul piatto, 20 milioni messi dalla federazione, anzi dalla Presidenza del Consiglio, che sono il rimanente dei 30 milioni stanziati inizialmente per il velodromo, e poi ci sono 5 milioni che mette il comune di Spresiano per avere una pista di pattinaggio a rotelle all'interno della struttura. Altro punto di forza i collegamenti. Qua però si parte da un luogo che ha già un finanziamento in itinere. Abbiamo i collegamenti viari che sono di primo ordine, perché sì, Pedemontana, la Pontebana, quindi una statale, 2 provinciali, abbiamo l'autostrada con 2 caselli molto vicini a noi, ma non dimentichiamoci che abbiamo anche l'aeroporto di Treviso a 20 minuti e l'aeroporto di Venezia a mezz'ora. Punto debole, la lunghezza della pista, che per le gare di velocità deve essere di 450 metri, quella del velodromo è di 200 inferiore. Nelle prossime settimane si vedrà quale delle proposte per il pattinaggio olimpico verrà scelta. Intanto anche la Marca delle Imprese incrocia le dita. Direi che è una proposta allettante, perché permetterebbe a Treviso di dare una sua visione in un contesto come quello delle Olimpiadi, universale, quindi, e delle opportunità per il territorio dal punto di vista turistico, ma non solo dal punto di vista turistico, sportivo, dove noi abbiamo il distretto dello Sport System, ma abbiamo tante eccellenze da poter spendere, valorizzare e far conoscere in tutto il mondo, e ci doteremo di una struttura che non c'è nella nostra provincia. L'inchiesta sulle criptovalute: sono salite a 164 le denunce depositate in procura a Treviso. Verrà chiesta la proroga delle indagini. Confidiamo vengano effettuati altri sequestri a breve, spiega l'avvocato Matteo Moschini, che segue numerosi investitori. Noi abbiamo proceduto a diffidare ulteriori soggetti che riteniamo responsabili. Se non dovessero riconoscere in parte le loro responsabilità, dice Moschini, li porteremo in tribunale. Ancora la cronaca: sequestro di persona a Vedelago. Continuano le indagini dei carabinieri per accertare se i 3 giovanissimi avessero già messo in atto questo piano criminoso. Se così fosse, potrebbe anche configurarsi il reato di associazione a delinquere finalizzato all'estorsione. E se eventuali altre persone hanno subito analoghi fatti, di venire nella massima riservatezza presso la compagnia dei carabinieri Castelfranco Veneto, dove verranno sicuramente rassicurate e dove potranno fornire un determinante ausilio all'Arma, ma anche all'autorità giudiziaria che stanno procedendo per questi fatti in relazione a questi episodi particolarmente cruenti. Così il maggiore Enrico Zampolli, comandante della compagnia dei carabinieri di Castelfranco. Indagini che sono continuate serrate in questi giorni per ricostruire il piano dettagliato dei 3 giovanissimi bloccati mentre tenevano in ostaggio in un casolare a Vedelago un impiegato
stato legato mani e piedi. Volevano il codice PIN del bancomat e per questo non avevano esitato a picchiarlo a sangue. Questa potrebbe non essere la loro prima vittima. Sulla vicenda c'è il massimo riservo da parte dei militari dell'Arma. Se dovessero farsi avanti persone cadute nella stessa trappola della banda, i tre potrebbero rischiare di vedersi contestata anche l'associazione a delinquere. Per ora i due maggiorenni, 19 e 20 anni, devono rispondere di sequestro di persone e rapina aggravata. Tutti e due residenti nella Castellana si trovano agli arresti domiciliari. Il quindicenne, per il quale procede la Procura dei minori di Venezia, è accusato per ora di rapina aggravata. Queste le immagini del blitz dei carabinieri nel casolare. Grazie all'intervento dei militari dell'Arma, l'impiegato, ferito e sotto shock, è stato liberato. Chiama il numero trovato in un annuncio per incontrare una prostituta, cade in una trappola. La vittima è una 55enne di paese. Se non mi ricarichi 200 euro la carta PostPay, faccio sapere a tua moglie che vai con le prostitute. Una trappola che è scattata quando un 55enne residente a Paese aveva contattato un numero di telefono trovato in un annuncio in rete. Voleva avere qualche momento di intimità, ma quella telefonata è costata molto cara alla vittima. Subito dopo l'uomo è stato contattato da quello stesso numero, ma dall'altro capo del filo non c'era nessuna donna, ma un uomo che ha iniziato a ricattarlo. Così, per non rischiare di rendere pubblica una situazione scomoda, il 55enne ha versato la prima tranche. Poi però, sotto le pressanti richieste, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. La versione fornita dalla vittima alle forze dell'ordine è che aveva composto quel numero di cellulare per sbaglio e poi aveva riagganciato, ma i dialoghi tra i due sembrano disegnare un quadro diverso. I fatti sono avvenuti nel settembre del 2017. Nei guai sono finiti una donna di 50 anni ed un uomo di 34 residenti in Campania che devono rispondere dell'accusa di estorsione. La coppia, fra l'altro, aveva già ricattato altre persone. A stabilirlo le indagini dei carabinieri che avevano rintracciato altre vittime in tutta Italia. Non solo, ma nella stessa trappola era finito anche un uomo del Trevigiano. Ora il processo a Treviso. Questa mattina nell'udienza avrebbe dovuto comparire il 55enne, ma non si è presentato. Si è spento ieri al Cafoncello il papà 41enne di Sarmede che era stato investito 20 giorni fa da un'automobile a Cappella Maggiore. Ha lottato per 20 giorni ma non ce l'ha fatta. Si è spento ieri all'ospedale Cafoncello Paolo Dalcin, 41 anni, programmatore informatico residente a Sarmede. Lo scorso 9 febbraio era stato investito da un'auto a Cappella Maggiore mentre attraversava la strada proprio davanti al municipio del paese. Dalla sera dell'incidente era ricoverato nel reparto di terapia intensiva ed in queste lunghe settimane familiari ed amici avevano sperato che le sue condizioni migliorassero e che Paolo potesse tornare ad abbracciare la compagna Lisa ed il figlio Samuele di 10 anni. Purtroppo così non è stato e ieri il suo cuore ha cessato di battere. Paolo Dalcin era un giovane molto apprezzato e stimato, notissimo a Sarmede dove viveva con la famiglia, lavorava a Conegliano come programmatore di siti web, era anche un grande appassionato di sport, calcio che aveva praticato da giovane e ciclismo. Molti i messaggi di cordoglio in queste ore alla famiglia. Pochi secondi di pubblicità, tra poco. Ben ritrovati, torniamo a parlare del crocefisso imbrattato lungo la strada del Grappa. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili di questo atto vandalico. Da alcuni giorni a Borso non si parla nient'altro che di questo imbrattamento di questo Cristo, come è giusto. E innanzitutto ringrazio pubblicamente le tante imprese, i numerosissimi cittadini e le associazioni che si rivolgono quotidianamente a me per manifestare il loro disappunto e anche la loro disponibilità per un intervento di recupero. La comunità di Borso del Grappa è profondamente colpita dall'atto di vandalismo ai danni del crocifisso del settimo tornante della strada Generale Giardino che porta a Cima Grappa, completamente imbrattato con della vernice rossa. La notizia è rimbalzata in tutta la pedemontana con i cittadini che condannano un gesto così vile. Stiamo attendendo la visita di un esperto restauratore, il quale ci darà indicazioni sui materiali e su come agire per togliere questa vernice rosa che ha coperto la bellezza di questo Cristo. E anticipo anche che l'Arma dei Carabinieri, che ho sentito stamane di buon'ora, ha chiesto alla polizia locale di Borso del Grappa la registrazione di tutti i veicoli in passaggio.
Toccherà ora alle forze dell'ordine fare luce sul grave atto e identificare i responsabili, in attesa che il crocifisso venga ripulito per ridare al più presto dignità al Cristo del settimo tornante della salita del Grappa. Siamo alla politica e alle amministrative a Treviso. Ecco la sede elettorale del candidato del centro-sinistra De Nardi, che all'invito del Terzo Polo rilancia: io candidato, venite voi con me. 200 metri in linea d'aria da Cassugana, il candidato sindaco per il centro-sinistra Giorgio De Nardi mostra in anteprima la sua sede elettorale. Lo spazio, che negli anni ha visto alternarsi diversi marchi, diventa espressione del centro-sinistra. Da qui, in mezzo ad un tripudio di fiori bianchi e viola, De Nardi ribadisce, senza alcun tentennamento, che la sua figura, la sua candidatura è pronta a rappresentare gli elettori del Partito Democratico, anche e soprattutto quelli che hanno scelto Schlein per la segreteria nazionale. Io vedo solo favorevolmente questa scelta, quindi non trovo nulla di diverso rispetto a quelli che sono gli accordi che avevamo preso col PD, e abbiamo già iniziato a programmare le prossime attività, quindi non trovo nessuna controindicazione rispetto a questa scelta, anzi mi piace la scelta coraggiosa. Il dialogo con il Terzo Polo rimane aperto, la proposta indecente questa volta la fa De Nardi. Vista anche le dimensioni diverse delle due coalizioni, io credo che il trevigiano, quando andrà ai voti, sceglierà o una conservazione, una conferma votando Conte, o un cambiamento e la voglia di effettivamente migliorare la città scegliendo De Nardi. Sarebbe stato molto più fattivo lavorare insieme, e questo si può ancora fare. Rispedisce al mittente l'invito, ma tende la mano. Da casa, con le porte aperte alla sua, una dialettica che Mario Conte, candidato per il centrodestra, ha osservato da lontano, non potendo fare a meno però di commentare. Sulla sua pagina Facebook si legge una serie di schermaglie tra capigruppo della sinistra. Penso però che ormai sia chiara a tutti la differenza fra chi si candida per la città, per amore di Treviso, e chi si candida contro Mario Conte, scrive polemicamente. Ieri mattina il comandante della Legione Carabinieri Veneto, generale di divisione Giuseppe Spina, ha fatto visita alla compagnia dell'Arma di Castelfranco Veneto. L'alto ufficiale ha incontrato tutti i comandanti delle stazioni e dei reparti della compagnia castellana, sottolineando i positivi risultati raggiunti nell'ambito delle recenti indagini, soprattutto di contrasto ai furti in abitazione e alle truffe ai danni di anziani vittime. Nell'occasione il generale Spina ha ricevuto la visita dell'ispettore regionale dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri, il generale Enrico Vendramini. Nel pomeriggio il comandante della Legione ha visitato anche le stazioni di Vedelago ed Asolo, accolto dai comandanti e dai militari dei due reparti. Oltre la scena torna il Comunale per festeggiare 2 lustri, tra gli appuntamenti l'intitolazione anche della sala prove. Dal 3 marzo al Teatro Comunale torna Oltre la scena. Il progetto compie 10 anni e nel susseguirsi di celebrazioni, per questa nuova edizione ci sarà un appuntamento con l'intitolazione della sala prove del Teatro Comunale di Treviso alla pianista Enza Ferrari. Maestra di pianoforte, ha formato tantissimi artisti, ha lavorato anche, per dire, con Maria Callas, tanto per fare un nome importante, e quindi sarà molto importante e significativa questa intitolazione per la città di Treviso, perché grazie a lei si sono formati tantissimi artisti. In un decennio di vita il progetto ha portato a teatro quasi 10.000 ragazzi, raccontato storie e vite di valore, creando un filo speciale con il pubblico che diventa così protagonista. Mia mamma mi ha insegnato discrezione e professionalità, e tutto sommato questa targa la premia per tutta la sua vita da artista e da donna. Ricordo che Oltre la scena è il progetto culturale del Teatro Comunale, con la direzione artistica di Elena Filini, che avvicina il pubblico, in particolar modo i giovani, al teatro con una forma inedita, quindi con un dietro le quinte. Ci saranno anche degli aperitivi off dove i protagonisti del teatro potranno incontrare il loro pubblico. Quindi seguite il programma, vi aspettiamo tutti a teatro venerdì per l'intitolazione a Enza Ferrari. E facciamo vedere le immagini del salvataggio di un airone. Siamo a Vittorio Veneto, via Galvani, sono dei vigili del fuoco queste immagini. Un vigile con dei pantaloni idrostatici è entrato nel fiume per cercare con un retino di trarre in salvo l'airone al quale si era rotta un'ala. Airone che appunto ha fatto un po' fatica ad essere preso, ma poi guardate, ecco, questo è esattamente il momento dell'intervento. L'airone era rimasto intrappolato, non riusciva più a levarsi in volo proprio perché aveva
aveva un'ala spezzata. Siamo al calcio, inizia questa sera con la partita Osasuna Athletic Bilbao, l'appuntamento con il grande calcio spagnolo su Telenord Est. Domani sarà invece la volta di Real Madrid-Barcellona, il classico della Liga spagnola. Il gruppo Media Nord Est ha acquisito in esclusiva in chiaro i diritti per la fase finale della Copa del Rey, l'equivalente italiana della Coppa Italia. Le squadre spagnole più forti, impegnate per conquistare il prestigioso trofeo, saranno visibili comodamente da casa grazie al gruppo Media Nord Est, che le trasmetterà nel suo canale Telenord Est, da sempre votato al calcio e allo sport. 5 sfide imperdibili, si parte questa sera alle 21 con la sfida tra Osasuna e Athletic Bilbao. Giovedì sarà la volta del match più atteso per gli amanti del classico, ovvero il derby spagnolo di eccellenza tra Real Madrid e Barcellona. Siamo ora alle notizie che arrivano da Belluno e provincia. Scontro aperto tra Italia e Austria per l'aumento dei pedaggi autostradali e i divieti settoriali di circolazione dei tir in Tirolo. Al valico del Brennero la tensione è altissima, anche perché la situazione sta colpendo il settore economico delle imprese italiane. Spogliamoci da ogni ideologia e avviamo una discussione franca sul futuro della mobilità dei territori e delle imprese. Lorraine Berton, numero 1 di Confindustria Belluno Dolomiti, rilancia per l'ennesima volta l'importanza dello sbocco a nord a beneficio dell'intera economia del nord-est, dopo che la tensione sui flussi al valico del Brennero ha raggiunto limiti non più sostenibili. Fra l'Italia e il resto d'Europa si è messa di mezzo l'Austria, che con i suoi provvedimenti apparentemente legati alla qualità della vita e dell'ambiente sta di fatto penalizzando gli autotrasportatori delle imprese italiane in balia degli eventi e dei controlli. Dal 1 gennaio 2023 l'Austria ha aumentato i pedaggi autostradali e il Tirolo ha prorogato l'esenzione che differenzia i mezzi in transito in direzione sud-nord da quelli che provengono dalla Svizzera. Il caso è all'attenzione del ministro delle infrastrutture Salvini, che ha assicurato di affrontare la questione in Europa, ma nel frattempo le imprese italiane si sentono beffate. Si programmano gli interventi sulle infrastrutture che sono, lo sottolineo, uno di quei prerequisiti fondamentali per la vita delle nostre comunità. 10 secondi sono bastati alla Presidente Berton 2 settimane fa per ribadire, aprendo il convegno sulle Olimpiadi e le infrastrutture, l'importanza di rivedere certi paradigmi che sono la chiave di volta per lo sviluppo della provincia di Belluno, anche in collaborazione con i cugini di Trento e Bolzano. Le imprese dei territori, afferma oggi Berton, sono pronte a dialogare con responsabilità oltre i confini bellunesi. La richiesta al governo e all'Europa per disegnare la strada del futuro è una e una sola. Ascoltateci. Politica, Lega e Fratelli d'Italia confermano la compattezza della coalizione nel territorio bellunese. Pur se alle ultime politiche la provincia ha potuto eleggere un solo rappresentante. Incontro fra il neosegretario della Lega De Bernardin e il senatore De Carlo. Questo momento in cui i due partiti sono saldamente al governo della nazione, è importante anche sul territorio avere una condivisione per portare avanti problematiche, appunto tentando di risolverle. Patto di ferro, unità di intenti fra Lega e Fratelli d'Italia a Belluno. Siamo una coalizione solida e compatta, il commento unanime di Andrea De Bernardin e Luca De Carlo, rispettivamente neosegretario della Lega e senatore di Fratelli d'Italia. Entrambi sindaci, De Bernardin a Roccapietro e De Carlo a Calalzo di Cadore, i due esponenti del centrodestra conoscono bene la realtà bellunese. Riportare la montagna al centro della discussione nazionale, un imperativo a partire dallo status dell'ente provincia. C'è un bisogno assoluto di riportarla a una elettività e quindi a un regime normale anche di lavoro. Su questo siamo stati assolutamente concordi e abbiamo toccato anche dei temi che come sindaci ci riguardano in prima persona, non ultimo quello della spesa di personale che ci limita su tantissime cose. Un passo necessario vista la mancanza di una regia provinciale, afferma il senatore De Carlo, secondo cui è fondamentale studiare e pianificare azioni utili al territorio assieme agli altri esponenti del centrodestra. Scopo degli incontri che Lega e Fratelli d'Italia intendono rendere strutturali, coinvolgendo anche le amministrazioni comunali di Belluno e Feltre, è quello di calare nel territorio i risultati ottenuti dal governo e di portare a Roma le istanze bellunesi. Non sarà sicuramente l'ultimo, anzi ci vogliamo dare delle scadenze abbastanza vicine per trovarci. A Belluno è partita
partito l'analisi dello stato di salute degli alberi per la stesura delle programmazioni, delle potature e anche la valutazione del rischio. Parliamo in particolar modo agli alberi di parchi e giardini, le aree delle scuole e i viali dove sono già state riscontrate delle criticità. L'obiettivo dichiarato è quello di arrivare a un piano delle manutenzioni sia ordinarie che straordinarie e per raggiungerlo Palazzo Rosso ha commissionato ad un agronomo forestale l'analisi dello stato di salute del verde pubblico. Gli alberi saranno sotto la lente dell'esperto che dovrà innanzitutto censirli e poi verificare che non rappresentino un pericolo per i cittadini. Siamo partiti con i parchi cittadini, i viali alberati e quelle piante che hanno dato maggior criticità in questi ultimi anni. Il ricordo dei danni causati al verde in città dalla tempesta Vaia è ancora vivido. Dobbiamo effettuare delle manutenzioni puntuali perché qui da noi gli eventi atmosferici di particolare importanza potrebbero rendere pericolosi determinate piante, quindi dobbiamo pensare anche alla sicurezza dei nostri cittadini. Il piano del verde pubblico sarà composto da un regolamento e dal censimento del verde urbano. Il quadro dei lavori più urgenti da fare è già chiaro. Oltre ai parchi e ai giardini, spiega De Kunovic, il Comune possiede terreni sparsi sia nel capoluogo che nelle zone limitrofe. Importante è censire adeguatamente questi beni e stabilire una delimitazione. Il piano del verde è uno strumento di pianificazione e di governo di una risorsa fondamentale per il territorio, chiosa il sindaco Oscar De Pellegrin. Averne rispetto significa prendersi cura delle nostre comunità e dello straordinario ambiente in cui viviamo. Questo era l'ultimo servizio per noi, grazie per la vostra cortese attenzione. Siamo come sempre alle previsioni del tempo. Buona serata, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al Meteo. Il mese di marzo prosegue con uno scenario meteorologico decisamente movimentato. Una perturbazione interessa il nostro territorio. Vediamo il dettaglio di giovedì. Sul Veneto sarà molto nuvoloso al mattino con precipitazioni da diffuse a sparse. Nel corso del pomeriggio progressivo esaurimento delle piogge fino a risultare assenti ovunque entro fine giornata e non è esclusa anche la comparsa di qualche schiarita. Forti venti di bora in attenuazione con il passare delle ore. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento, minime tra 1 e 5 gradi, massime tra 8 e 11 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo variabile e sarà possibile qualche precipitazione sparsa, ampie schiarite dal pomeriggio sera. Venti sostenuti da nord-est, temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove al mattino saranno possibili dei piovaschi per lo più deboli e sparsi, migliorerà poi nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sui 9-10 gradi all'incirca. Dal Meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.